Bentrovati al meteo. Una perturbazione atlantica transita al centro-nord, causando dunque anche al nostro territorio un aumento dell'instabilità. Il dettaglio di giovedì 16 settembre. Sul Veneto nella prima parte di giornata alternanza di nuvole e rasserenamenti. Dal pomeriggio invece più nubi fino ad avere un cielo anche coperto, con piogge via via più frequenti, dapprima sui settori montani e pedemontani, poi via via più estese. Attenzione a fenomeni localmente anche forti. Temperature in lieve calo, minime tra 13 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 23 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui andrà meglio al mattino, con il passare delle ore però temporali più frequenti e a tratti potrebbero essere anche violenti. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 27-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Inizialmente avremo qualche spiraglio di sole, a seguire precipitazioni un po' dappertutto come vediamo. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.